Il primo scherzo questa sera sarà fatto al mio cameraman numero 1, Ferdinando Esposito. Ferdinando Esposito, praticamente, per chi non lo sapesse, è il mio videomaker, colui che realizza insieme a me tutti i miei video. Si chiama Ferdinando Esposito, ok? Stasera facciamo un piccolo scherzo a Ferdinando Esposito. Pronto? Ferdinando? Ma che stai facendo? Stai dormendo? No, sono stato alla discoteca. Che solo, cosa fa? Ascolta Ferdinando, se ti metti bene io ti dovrei parlare 2 minuti se è possibile. E poi, che è successo? Come? Sto nel letto, che è successo? Stai nel letto che... Aspetta un momento, raga, metti un poco... Pronto Ferdinando, mi senti? Ti sento? Ma mettiti pure, ma non cazzo stai? Sto un po' lì, che è successo? Mi sono... Aspetta un momento con la gravità, aspetta, che metti un poco fuori perché non piglia la linea qua dentro. Aspetta un momento. Uè, mi senti Ferdinando? Stai robotizzato, sta. E lo so, sto robotizzato, aspetta un momento che stacca e ti chiamo un'altra volta, Aspetta. Ferdinando, mi senti, tutto a posto? Tutto a posto. Ascolta, ho preferito chiamarti adesso Ferdinando perché magari sei solo, non vorrei che sei magari in famiglia e ascoltano queste cose. Allora, tu lo sai che io ti ho sempre rispettato, no Ferdinando? Io ti ho sempre voluto bene, lo sai, no? Come pure io a te. Sì. Ok, bravo. Dimmi una cosa, ti ricordi quando abbiamo fatto l'ultimo video? Amo buonanotte, no? Mi sembra che il video che abbiamo fatto noi insieme, l'ultimo video è stato Amo buonanotte, no? Tu sei salito in macchina con me. Ok, c'era un borsello con 1000 euro dentro, se tu ti ricordi. No, veramente, come puoi dormire, cioè, dormi in coppia e uscire. No, Ferdinando, ascoltami, Ferdinando, io il borsello io l'ho lasciato davanti a te, ok? L'ho lasciato davanti a te e in macchina io ho lasciato te. Questo borsello, c'era il borsello ma non c'erano le 1000 euro. Quindi, se in macchina stavamo... All'ascolta, Ferdinando. Come puoi dormire in coppia e uscire. Ferdinando, ascoltami, tu lo sai che io ti voglio bene, ti ho sempre rispettato, però, chi ti ha visto, perché ti ha visto, non ti ha detto niente perché non ci voleva credere, dice, ma io non ci posso credere che Ferdinando fa una cosa del genere. Ferdinando, ascoltami, io sono molto calmo perché io per 1000 euro, tu lo sai, ai soldi io non ho dato mai un valore e soprattutto quando nel mezzo c'è... Ferdinando, ascoltami, ma tu pensi che io ti venga a dire una cosa del genere senza essere sicuro? Ma non per le 1000 euro, perché tu sai, io con 1000 euro io non mi sono mai perso di capo. Ferdinando, non mi fa la parte a cervello perché poi che facciamo? Sentimi un poco, Ferdinando. Ferdinando, ma t'ha visto i pizzetti pure, Ferdinando? Io credimi, ho aspettato 2 settimane per dirtelo perché non avevo il coraggio di dirtelo. Perché, cioè, ma con me che Ferdinando ha fatto una cosa che sta proprio a me. Cioè, a me che io t'ho voluto bene, t'ho fatto faticare, Ferdinando, t'ho fatto buscare una cosa nei soldi. E poi che fai? Tu ti pigli 1000 euro in da borsa mia, Ferdinando, non si fanno queste cose, Ferdinando. Si state proprio un pezzo e merda, Ferdinando. Io ti scassa la capo quando ti pigli, Ferdinando, ma tu ti rendi conto che hai fatto, Ferdinando? Ma guardi dentro lo specchio e sputo in faccia, Ferdinando. Ferdinando, guardi dentro lo specchio e sputo in faccia quello che hai fatto, Ferdinando. Non si fanno queste cose dall'amicizia. Dani, ascoltami, immagino per me si pigliano euro in due buzzolini a mamma. Come mai ci permetti? Ferdinando, t'ha visto pure i pizzetti. Ferdinando.
Ferdinand, io ti conosco, e forse te è partito da cervello, te è partito da capo, che ne sai? E forse il coronavirus lì, credimi Ferdinand, tu l'hai pigliato in capo. Ma che... Ferdinand, tu coronavirus l'hai pigliato in capo, tu ti sei pigliato 1000 euro mio, Ferdinand, e non te la permettere perché se tu me li chiedevi, io te ne davo 3000 e tu sai che tante volte, o sai, Dani, tengo una difficoltà, io te ne davo 3000, Ferdinand. Ma che stai dicendo? Che 1000 euro a te, Ferdinand, allora se ti vedevo con gli occhi miei, credimi, io venivo e ti dicevo lascia 1000 euro che te ne do 3000, ma non fare questa azione. Bro, ma secondo te come sta a fare? Ma ci mai messo ma ci mai piatti c'è destra in dubio o puzzolino a mano, mi sta a pigliare 1000 euro. Ferdinand, allora ascolta, facciamo così, tu mi stai dicendo che io sono bugiardo? Dimmi, tu mi stai dando del bugiardo a me, Ferdinand? No, non sto a dire se sei bugiato, secondo me sei allucinata, Pizzetta. Ma Pizzetta si è allucinato. O coronavirus ti ha pigliato in capo, fra. Ma tu hai capito che hai fatto? Ti sei pigliato 1000 euro in tuo borso nemico, Ferdinand, e che non l'ha fatto mai nessuno, Ferdinand. E poi, e lo hai fatto tu che eri un bravissimo, cioè, credimi, Ferdinand, io c'avevo stima, Ferdinand, ma tu pensi che a me, scusami, allora sono mezzanotte, è mezzanotte, tu pensi che io ti chiamo a mezzanotte per dirti Ferdinand, tu hai fatto, tu hai detto, Ferdinand, ho aspettato 2 settimane, Ferdinand, ho aspettato, cosa? Pizzetta tu dici l'ho preso ma non lo dici. Pizzetta, no, forse non l'hai capito, Pizzetta me l'ha detto prima, ma io non ci volevo credere. Io ci ho pensato 2 settimane, perché io prima di dire le cose ci penso. Ferdinand, i primi dici le cose, Ferdinand, i primi dici le cose, io ci penso. I primi fanno la cosa, ci penso 3000 volte, ma ci puoi piangere c'è destra. Ferdinand, se tu mi dici la verità, io te ne mando nato 3000, credimi, Ferdinand, e con quello che ti hai pigliato sono 4000 euro. Ferdinand, se tu mi dici, allora Ferdinand, tu ti sei pigliato 1000 euro dal borso dell'enemico, con quelli che ti sei preso te ne mando 3000 domani su 4000 euro e appariamo la situazione, ma tu mi hai dici la verità, Ferdinand, perché non posso dormire la notte così? Ma tu a me mi sei, che ci veramente gente che mi ha detto, ma ci mai parlare, dici Ronino. Ferdinand, ma se tu tenevi bisogno, tu sopra di me, ci potevi contare sempre. Ma poi te la posso dire una cosa, Ferdinand, ma te la posso dire una cosa, ma ti hai fatto buscare come ne soldi, ma non stanno tutti questi soldi che hai buscato. Ma per amore di, Ferdinand, te la posso dire una cosa, e ti stacco pure il telefono e non ti voglio sentire più, te la posso dire l'ultima cosa, innanzi a 4000 persone, te la posso dire. Questa sera sei vittima dello scherzo di Daniele De Martino, scherzi telefonici. Oh bro, si non c'è così. Mannaggia a te, mannaggia. Ferdinand, ragazzi, allora sei in diretta con 4000 persone, ragazzi, Ferdinand Esposito è la persona più bella, più seria, più buona che possa esistere in questo settore musicale. Credetemi, è la persona più buona e più squisita. Spendi 2 parole che ti stanno ascoltando 4000 persone, vai. Ragazzi, non so cosa dirvi, però ma ci per un mese piglia veramente, c'è despa, ma non è questione di soldi, però ma ci per un mese non mi permetterò mai, anzi. Ragazzi, è una persona splendida, Ferdinando. Io voglio bene a tutti e ti stimo come cantante, ti stimo come amico, perché poi tra l'altro è nato un rapporto di amicizia tra di noi e questo mi fa piacere, perché al di là del rapporto lavorativo uno deve essere prima amico, prima cosa, perché poi i soldi vengono in secondo momento. Bravo, perché bravo. Quando uno lavora e lavora in sinergia si creano dei prodotti fatti per bene e poi dopo giustamente il compenso e il denaro tutto a posto. Però è bello che quando uno lavora con il sorriso sulle labbra, lavora con la voglia di emergere, la voglia di fare cose belle. Non ci dimentichiamo che con te siamo arrivati, io per la prima volta, quando è stato? Con scusa se... Ti cerco e ti amo. Ti cerco e ti amo, sei arrivato in primo in classifica, quando è un paio di mesi fa. Sì. Poi sono arrivato con altri artisti che non primo in classifica, però io per la prima volta sono così. Però per farti capire,
io provo una stima nei tuoi confronti come nei confronti di tutti, anzi ti ringrazio per avermi dato sempre la possibilità di farmi esprimere con il mio mestiere e il mio lavoro, anzi veramente ti voglio molto di bene, sai che io voglio bene a tutti, voglio bene, nel senso che mi conosci che persona sono, faccio amicizie pure che prendo con te. Lo so. E mi piace mantenere il rapporto più che altro di amicizia e poi vengono i soldi perché giustamente ci sono i soldi, però prima il rapporto di amicizia, prima la stima, il reciproco, diciamo la stima reciproca, perché secondo me diciamo, a base di un fondamento di un rapporto lavorativo ci deve essere la stima reciproca e il volersi bene, e poi ci sta un lavoro, perché se non ci sta che sta sotto il lavoro diventa stressante, e poi quando diventa stressante non lavori bene e non è più il lavoro, diventa una situazione stressante. E io con te mi ci trovo bene, quando facciamo i video ci divertiamo, abbiamo pure dei battibecchi, non è che lo problema. Ci appiccichiamo sempre e te, però ogni video è un litigio, ma più delle volte è sempre un successo. Quindi vuol dire che i nostri litigi ci portano alla fortuna più che altro. Anche perché con Ferdinando Esposito c'è stato un cambiamento nel... Quante volte mi hai proposto alcune cose, dai, facciamo così, e tu poi giustamente te ne hai ragione a te, e abbiamo fatto bene fare così. Bravo. Quindi io sto qua non a insegnare, ma a imparare insieme a te cose nuove, a fare cose nuove, fare cose un po' più strane, a volte quelle cose che suscitano interesse nei confronti, cioè diciamo nel tuo pubblico e quant'altro. Quindi noi siamo sempre qui pronti a fare cose diverse, cioè cercare, perché a Napoli è stato fatto tutto senza che ci nascondiamo dietro, però fare cose diverse anche nel minimo, fare una cosa che... Sono felice perché non... La quarantena abbiamo tanti progetti nuovi che ci aspettano, tante cose belle, anche perché abbiamo dei progetti veramente unici e quindi stiamo soffrendo dentro perché ci aspetta una... Se prende male, ragazzi, scusatemi, ma è la linea, scusatemi. Ci aspetta una bella carriera, ma soprattutto ci aspettano delle bellissime cose. Quindi ti ringrazio, scusami per l'orario, ma te la pizzica. Ti voglio bene, Ferdinand. Ti voglio bene, un bacio, ti voglio bene, ciao cuore, buonanotte. Ciao, ciao.